Dicevo, signor Sindaco, la nostra interrogazione è urgente perché ieri nei giorni scorsi abbiamo letto con stupore le sue dichiarazioni circa le sue perplessità, direi, e anche allarme sulla progettazione e sulla gestione della metropolitana. Avevamo molte perplessità perché ci rendevamo conto che questo poteva creare grossi problemi nei confronti dell'azienda che è di nostra proprietà, quale il CPM, perché non era stata individuata una gerarchia dei vettori. Avevamo anche noi grandi perplessità per il fatto che queste linee che un tempo erano tracciate giusto sulla cartina e non elaborate, come scopriamo anche dalle sue dichiarazioni, ma io ricordo che uno dei miei attacchi fu che durante la campagna elettorale nei manifesti del PD, negli autobus, si parlava di aver portato la metropolitana di superficie al Poetto. E quella metropolitana di superficie che anche dalle sue dichiarazioni non esiste, o esiste soltanto in una idea, in una volontà che è prettamente, ripeto, tecnica. Noi chiediamo a lei anche perché, se lei ha degli elementi per i quali noi dobbiamo anche condividere con lei le perplessità circa un'eventuale speculazione edilizia. Lei stessa ha usato una similitudine, un confronto con l'episodio di Capaci che ci hanno sicuramente chiariti. Ecco, siamo oltre quello che temevamo noi, c'è qualcosa di più. Noi i suoi silenzi li avevamo interpretati come lasciatemi lavorare perché so io nelle sedi opportune cosa si deve fare. Oggi noi scopriamo che invece lei stessa sta denunciando il fatto di non essere stato coinvolto almeno dal punto di vista politico. Lei rappresenta per noi il sindaco della città metropolitana. Questa, tra virgolette, dalle sue dichiarazioni sembrerebbe quasi che qualcuno stia operando e portando avanti delle iniziative che possono sconvolgere il futuro della sua casa senza la sua autorizzazione o senza la sua sollecitazione. Naturalmente, nel dire che abbiamo sempre chiesto che ci fosse un intervento complessivo, vi stanno già portando via la poltrona, signor Sindaco. Lo so, infatti. Comunque, signor Sindaco, quello che le stavo dicendo, io ho fatto una battuta spiritosa sul mio Facebook, ho detto lei ha fatto delle dichiarazioni da opposizione. L'opposizione ovviamente in questo momento lei rappresenta chi governa, non certo l'opposizione, ha un'omogeneità con la giunta regionale, con il governo la tutta sino ad oggi, quindi sorprende che delle decisioni così importanti per il futuro della città vengano prese senza un suo coinvolgimento pieno. E concludo facendole una domanda. I nostri timori maggiori non avevano mai portato al pensiero minimo che le cifre di un eventuale danno economico arrivassero sino a 10 milioni. Quindi io le chiedo, ci sono dei dati che noi non conosciamo, perché io sono papà di giovani che non hanno superato i 10 anni e sono fortemente preoccupato che un eventuale errore nelle nostre valutazioni vada a pesare sulle loro generazioni. Ecco perché le chiedo dei chiarimenti e perché ho ritenuto opportuno porre queste domande insieme al mio collega Mannino in maniera urgente, in modo che anche lei possa al più presto evitare dare subito una risposta per non permettere che ci sia una speculazione su queste sue dichiarazioni. Grazie. Grazie consigliere Massidda. Faccio osservare anche che dello schermo non sta comparendo il tempo e il collega che sta intervenendo. Quindi darei la parola al sindaco. Grazie Presidente, grazie consigliere. Innanzitutto il riferimento non è al sistema di trasporto di metropolitana, cioè al progetto complessivo. Il riferimento che ho fatto nel corso di un dibattito sabato mattina è relativo a un percorso degli anni. Intanto quello che abbiamo sì
pianificazione generale, stabilire quali priorità e verificare la fattibilità di una connessione col versante di Capodipino, che chiede di avere almeno nella parte della progettazione un occhio di riguardo in termini di possibilità di collegamento. L'altra questione era chiudere gli anelli e quindi andare verso Sesto, connettere Elmas e ritornare al momento esistente su Piazza Matteotti. L'altro elemento fondamentale che partirà è quello di connessione Repubblica Matteotti, su quale non ci sono problemi, quindi dirò invece cosa bisognerebbe fare in più rispetto alla semplice individuazione del tracciato dei tracciati e semplice sistemazione dei binari, che semplice poi non è, solo la sistemazione dei binari lungo il tracciato. L'elemento invece che insieme ai sindaci avevamo ritenuto essere indispensabile era la connessione di Quartu con Cagliari. E qui il tema più attuale è la Torino. Quando si affrontò la questione della metropolitana leggera, ricordiamo che la metropolitana leggera è un'idea che nasce sotto la Giunta Solo, che finanzia un percorso in assenza della disponibilità del Comune di Cagliari, nel governo del centrodestra e del CDM, che invece immaginava di progettare su input del Comune di Cagliari una metropolitana sotterranea, quindi con costi esorbitanti e senza alcun tipo di sostegno dal punto di vista trasportistico sul terzo, perché una metropolitana sotterranea per reggere la bisogno di alcuni milioni di utenti trasportati che manco volendo trasferire tutta la popolazione della Sardegna a Cagliari riusciranno a ottenere. Nell'ambito di questa preclusione da parte del Comune di Cagliari di utilizzo di luoghi del territorio di Cagliari per la metropolitana di superficie, si arrivò nell'ambito del progetto Cagliari 4 di connessione a una soluzione mediana, soluzione che comunque andava vista perché era solo un tracciato ipotizzato, non c'era alcun progetto esecutivo, perché ancora andava vista nel dettaglio. Su questo ho fatto un ottimo eccezionale lavoro, quindi se la Commissione Trasporti vorrà approfondire il tema, io il consigliere e presidente di commissione Marcello, sia sul fronte comunitario sia sul fronte metropolitano, ha fatto un approfondimento ricostruendo carta alla mano, mappe che quindi aiutano, come quelle pubblicate in questi giorni, che credo che abbiano un attimo chiarito qual è la tortuosità del percorso, a mio parere. Nell'ambito della discussione, trovando oggi una disponibilità da parte del comunitario, il ragionamento che andrebbe fatto, vado proprio a stringere in modo più semplice possibile, è che oggi il tracciato della metropolitana interessa in modo perpendicolare Viale Marconi, passa in Viale Marconi. Per raggiungere Quartu, la cosa più semplice, se vogliamo connettere Quartu con Cagliari, perché il percorso che voi avete visto pubblicato sui quotidiani è un percorso che connette Quartu con Quartuccio, Quartuccio con Serratius, Serratius con Monserrato, ma i flussi veicolari di traffico sono in entrata verso Cagliari, non da Quartu verso Serratius, è chiaro a tutti. Il percorso più semplice sarebbe quello che dovrebbe interessare in termini di spazi Viale Marconi e Viale Colombo. Connettere Cagliari con Quartu con le corsie preferenziali su Viale Marconi sarà sempre più conveniente in termini di tempi rispetto alla metropolitana, che invece si sposta molto più a nord rispetto al tracciato ottimale, con una tortuosità. Qual è il limite di tutto questo ragionamento? Che nella difficoltà di ragionamento poi con le amministrazioni locali, l'ANST e la Regione hanno svolto una funzione di coordinamento, ma delegando, a mio parere troppo, l'ipotesi di tracciato ai comuni, che senza un ulteriore aiuto in termini economici di riqualificazione dei voli interni all'abitato di Monserrato, Serratius e Quartu, per dimostrare un ragionamento anche sulla viabilità, hanno preferito indicare luoghi, si vede dei tracciati pubblicati, fuori dal contesto urbano, un progetto di metropolitana che non intercetta utenti
Se passa dove non c'è abitato, centro abitato, si presta a speculazioni. Ci trovo perfettamente d'accordo, perché lei ha detto esattamente quello che noi diciamo solo da 2 anni, e il quale ha detto se ricevevamo da voi assicurazioni diametralmente opposte. Lei ha testimoniato stasera che avete una confusione paurosa, perché oggi lei parla di una cosa della quale doveva parlare ben prima, perché oggi le sue riflessioni sono giustissime, ma sono riflessioni che arrivano dopo che addirittura in campagna elettorale avete detto che avete già fatto tutto. Cioè, è una cosa incomprensibile. Cioè, lei sta dicendo esattamente quelle cose per le quali i suoi assessori hanno detto che noi esageravamo, e che noi esageravamo semplicemente per dire quelle cose semplicissime che lei ha detto. Allora noi che termini dovremmo usare quando lei dice capaci? Capaci non è solo una strada tortuosa, ne conosciamo tanti. Il nostro pensiero, il pensiero di tutti, va ad altro, ed è vero, e non sottovaluti questo, perché lei ha detto benissimo, ci sono delle aree dove è incomprensibile il perché deve andare là, e lì bisogna verificare, ed è qualcosa che lei giustamente oggi non ha voluto ripetere, ma sono delle perplessità che tutti abbiamo, perché lui stesso, facendo i calcoli, cosa che non ha detto stasera, ha valutato che la metropolitana di superficie è valida quando permette al cittadino di avvicinarsi al suo posto di lavoro ovunque voglia andare in tempi brevi, mentre invece tutte quelle fermate ripetute vanno a tardare enormemente la cosa. Tutto questo non si può fare l'ultimo giorno. Lei stesso ha assegnato il punto sul piano urbanistico per la mobilità sostenibile 3 mesi fa. Cioè lei ha discusso del futuro, ha permesso ad altri di discutere del futuro della città senza avere un'idea, senza avere una progettazione, e tra le altre cose anche stasera lei non ci ha rassicurato per l'ennesima volta: state tranquilli, non c'è problema sul trasporto metropolitano sino a Piazza Matteotti. Il trasporto metropolitano in Piazza Matteotti costa 3 volte di più del pullman, oltre al fatto che quella struttura, quei binari che realizzerà l'ASI, dovremo pagarli, esattamente come avviene per le ferrovie, cioè chi utilizza, chi è il gestore, deve pagare a chi invece deve fare la manutenzione, che sarà assegnata a chi ha fatto la progettazione. Così accade nelle ferrovie e così accadrà nelle metropolitane. Secondo, noi abbiamo portato un ordine del giorno dove noi le chiedevamo di individuare come bacino d'ambito della mobilità tutta la città metropolitana, di pretendere che ci fosse una gerarchia, di tutelare la nostra società. Oggi non ci ha detto io ho fatto questo, ho fatto quest'altro. È passato, no, noi abbiamo fatto un ordine del giorno, maggioranza opposizione, dove chiedevamo a lei di intervenire e vi chiedevamo di intervenire. Ad oggi non si capisce più niente. Lei stesso ha detto: ma perché non deve esserci CDM a gestire quello come accade in tutte le grandi città? Lei se lo chiede, noi gliel'abbiamo chiesto, gli abbiamo chiesto di fare qualche atto concreto. Atti concreti noi non ne vediamo. Nel 2019 ci sarà la gara e ci sarà anche l'assegnazione, e ad oggi noi non sappiamo chi gestirà questo. Sta scherzando? Lei lo sa che oggi lei può bloccare tutto. Lei è il sindaco della città, lei è il sindaco della metropolitana, lei sta permettendo che altri stiano decidendo il futuro della città. Cambiare la viabilità, la mobilità della città vuol dire cambiare i flussi economici, vuol dire che certi terreni varranno di più, altri di meno, che certi edifici varranno di più, di meno, che certe attività commerciali chiuderanno e altre apriranno. Questa è la mobilità, e la mobilità un sindaco di Chiavari non se la fa imporre, si difende. Noi abbiamo dato la forza, maggioranza e opposizione, votando un ordine del giorno, e da quel giorno non abbiamo sentito niente, sino a ieri. No, adesso le sto dicendo che ne abbiamo dato la forza. Devi poter, siamo in fase di replica. come fatti che non può intervenire? Consigliere, Ma sì. non stiamo parlando in Monserrato, stiamo parlando intanto della città. Il flusso, Consigliere, concluda. lei ha preso delle decisioni sulla città. Consigliere, concluda, perché siamo in fase
Presidente, è scaduto